Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Un'altra puntata di Made in Polesine, miei cari, sta per iniziare anche quest'oggi, come sempre su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Buongiorno, io sono Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno ascoltatori fedeli. Fedelissimi, che ci ascoltano in ogni dove, in ogni lago, in ogni luogo, eccetera. Soprattutto in ogni lago. Era tanto che non lo dicevo. Sì, è vero. Era tanto che non lo dicevo. Ero un po' preoccupato, sinceramente. Vabbè, dai. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine e andiamo subito a leggere il titolo. Andiamo veloci quest'oggi, dai. Allora, 10 febbraio, giornata del ricordo. Poi, ristorazione senza pace. Nutrie contro tutti. Questo è un titolone, parliamo di nutrie. Vabbè. E poi Patrick Zacchi, libero. Ultimo, ma non ultimo, rombo ad Adria. Che non è il rombo classico rombetto che ci facciamo un pesce. Ci facciamo un rombetto così. Un pesce, un rombo. Poi vi spiegheremo. Anzi, vi spiegherà. Dai, allora, tra pochissimo per iniziare Made in Polesine. E siamo pronti quindi per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine e partiamo subito con il primo titolo, 10 febbraio, giornata del ricordo. Ecco, mercoledì 10 febbraio, ieri per oggi che siamo in diretta, per quando ci ascolteranno registrati, ricordiamo sotto mercoledì, è stata la giornata del ricordo. Cos'è la giornata del ricordo? È per ricordare le vittime delle foibe, in particolare. Le foibe erano sti canali che buttavano i dissidenti, l'esercito titino nel Friuli Venezia Giulia, nella attuale Croazia e nell'attuale Slovenia, e quindi è una pagina veramente tragica del nostro passato. E ne parliamo perché la Adria ha intitolato una strada per Norma Cossetto. Innanzitutto, chi era Norma Cossetto? Era una studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani. E questo secondo me è una cosa veramente importante che l'abbia fatto l'amministrazione di Adria. Il consiglio comunale infatti trova l'unità sulle iniziative dedicate al ricordo della studentessa, appunto Norma Cossato. Rinnovata anche la condanna degli episodi che hanno funestato le celebrazioni del giorno della memoria. Sappiamo che ad Adria è successo qualcosa di particolare, vabbè, ma questa è un'altra storia. In ogni caso è importante ricordare perché fra poco, seconda guerra mondiale, 1948 più o meno, i fatti delle foibe, e quindi sono passati quanti? 80, 73 anni? Sì, 73 anni. Le persone che erano a quel tempo giovani ormai sono anziane e tante non ci sono più, però ricordare è molto importante. Molto importante, perché sarebbe meglio non ripetere certi errori, certe storture. Abbiamo ricordato il giorno della memoria poco tempo fa, il 27 gennaio, il giorno del ricordo oggi 10 febbraio. Vorremmo non ricordare che si andasse avanti per altri migliaia di anni senza dover ricordare queste cose, ma purtroppo, come diceva Guccini, è sempre assettata di sangue la gente umana. Esatto, sì. E vabbè. Comunque è giusto ricordare. È giusto ricordarlo, mi dispiace che nei social... rispetto, soprattutto per rispetto di quanti ci hanno lasciato la vita, insomma, ecco. Mi dispiace che sui social ci sia anche un revisionismo di questo tipo, che la gente, c'è qualcuno che vuol dire che sia per quanto riguarda la Shoah, per quanto riguarda anche le foibe, non è successo niente. Non è vero. Vabbè. Ci sono molti fatti, ci sono materiali proprio. Cioè, bravo, noi non siamo storici, però è stato un brutto momento della storia umana. Dai, allora, chiusa questa parentesi doverosa, insomma, che non è sicuramente delle più allegre, ma era giustamente da ricordare e da mettere da sottolineare in risalto, e quindi vabbè, dai. Allora, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Vi ricordo la prima messa in onda il giovedì, quindi la diretta, e poi nel fine settimana le varie repliche. Allora, parliamo a questo punto di ristorazione senza pace. È proprio un tabù questo qua. Cosa è successo? Zona gialla
cos'è, 10 giorni che siamo in zona gialla, sì. Sembrava un pochino di normalità, trac, è arrivata un'ordinanza del Presidente della Regione, Zaia, del 9 febbraio, efficace subito da ieri, dal 10 febbraio, sino al 5 marzo, che è consentita esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili per ciascun esercizio e nel rispetto dell'obbligo di distanziamento, assieme a altre norme, eccetera. Però questo qua era per sottolineare che ancora una volta il riparto ristorazione viene colpito, specialmente in questo caso bar più che ristoranti. Però anche i ristoranti, nonostante che si è dimostrato che se si può mangiare a mezzogiorno si può mangiare anche alla sera, cioè nonostante alle 18 devono chiudere, quindi con questa ultima ordinanza molti ristoratori, molti baristi si sono un po' sollevati e stanno facendo un pochino di, come si dice, vorrebbero fare qualche dimostrazione insomma, per quanto possa bastare. Adesso vediamo con questo Draghi, che secondo noi dovrebbe, anzi che secondo in generale dovrebbe risolvere ogni cosa, poi vedremo come andrà a finire, insomma, ecco. Qualcuno ha detto che sta già anche moltiplicando i pani pesci addirittura. Sì. Quindi stiamo rivestendo molte aspettative sul buon Draghi. Vabbè, comunque dai, non discriminiamo prima, assolutamente. prima che cominci ad agire, insomma. Ricordiamo a Draghi che abbiamo una radio, se vuole anche magari metterci una buona parola, visto che lui ha il tocco magico. Siamo qua. Teniamo famiglia, eccetera. Comunque questa ordinanza, come ripetiamo, è un'altra cosa che agli albergatori non ci voleva, ai baristi non ci voleva, e vabbè, andiamo avanti così. Magari ci toglieranno pian pianino tutti. Ci leccheremo le ferite dopo quando sarà finito e vedremo quanti avranno resistito, saranno riusciti a sopportare e resistere con questo periodo. Lo scopriremo solo vivendo. Ci sentiamo tra poco. Questa puntatona di Medi Polesine adesso sta proseguendo con un titolo, insomma, parliamo praticamente di nutrie contro tutti, nutrie, insomma, parlare di nutrie non è il massimo, ma anche le nostre zone se ne vedono parecchie, ma basta andare un po' fuori paese, ma anche qua sugli argini nostri del Po, insomma, non mancano. Ci sono. Allora, perché ne parliamo? Perché a Rovigo, per esempio, via Spola hanno fatto un senso unico alternato perché i roditori, le nutrie appunto, hanno eroso l'argine facendo cadere la banchina stradale. Vedi. Allora, cosa sono le nutrie? Sono quei simpaticissimi animaletti grandi come un cane e che assomigliano ai topi. Così tanto per capire, sono dei castorini, castoroidi, non so come si chiama bene il loro genere, però sono della famiglia dei castori, quindi si fanno le tane dentro nei fiumi. Il problema è che le fanno quando è in secca il fiume, quando poi il fiume, il canale cresce, aumenta, l'acqua entra nelle tane e può indebolire gli argini. Fatto sta che appunto è già successo. Perché ne parliamo? Innanzitutto perché ce ne sono sempre di più, ed è una di quelle cose. Qualcuno dice che hanno liberato negli anni 80-90 degli allevamenti di nutrie che poi dopo vendevano la pelle per castoro, che allora c'erano le pellicce, andava tantissimo, eccetera. Fatto sta che queste qua si riproducono come dei mandrilli e hanno figliato. Si diceva come conigli una volta, però, dai mandrilli fanno un'altra cosa. I mandrilli ci danno ogni secondo. Vabbè, però come conigli, e fatto sta che non riusciamo più a contenerli. E effettivamente basta passare per i nostri argini, per le nostre strade di campagna, nutrie se ne vedono a tonnellate ed sono un problema. Sappiamo che i cacciatori possono cacciarli, hanno la facoltà con le tane anche sparandogli, eccetera. Fatto sta che sono un problema. Allora, non sono simpatici come animali, però questo sta a significare che quando l'uomo interviene nell'ecosistema fa guai. L'abbiamo visto in senso lato anche pochi giorni fa con quella diga che è crollata perché il ghiacciaio si è sciolto e ha fatto un Vajont, tipo Vajont in India. Quindi quando l'uomo interviene fa dei guai. E qua vengono in mente le parole del mio oculista che dice:
la natura umana, quello che gli prende, se le riprende con gli interessi. Esatto. Hai visto? E quindi le nutrie sono... È successo un po' dappertutto. Esatto, nutrie sono veramente uno degli esempi che abbiamo noi nel nostro territorio di quanto l'uomo può fare dei guai. Sì, perché se si mette l'uomo, quello che fa, poi magari, ma forse lo sa anche, è consapevole di quello che sta facendo, ma lo fa comunque, perché magari in quel momento ci sono degli interessi particolari, e insomma si fa, e poi quello che verrà, e dopo succedono queste catastrofi, queste cose che vanno veramente contro natura, perché come hai detto tu, quello che gli toglie alla natura se poi lo riprende con gli interessi. Okay. Faccio un ultimo esempio? Dai. L'ultimo esempio è questo, guardando sul macro grande e microcosmo. Il microcosmo, i virus vanno in una cella e l'attaccano e la fanno morire. Ne abbiamo l'esempio col coronavirus. Sì. Se guardiamo alla nostra dimensione, l'uomo è uguale. Va in un posto, lo massacra, lo svuota di ogni sostanza e poi dopo se ne va via. Vabbè. Con questo paragone così si fa praticamente siamo come dei virus. Dai, allora la chiudiamo, perché altrimenti ci prendiamo offese e carne, ci dilunghiamo un po' troppo. Dai, brevissima pausa, torniamo per continuare Made in Polesine. Siamo ritornati in diretta e siamo pronti per continuare Made in Polesine. Adesso per l'ultimo titolo di oggi, Patrick Zaki, Libero. Allora, ne parliamo perché ieri c'era sul Gazzettino che a Rovigo le torri sono illuminate di giallo Amnesty fino al 21 febbraio per la campagna Liberate Zaki. Patrick Zaki è quello studente universitario di Bologna che è egiziano, che è rientrato nel suo stato in Egitto, è stato incarcerato e pochi giorni fa si sono celebrato un anno da questa carcerazione che ancora non trova fine, e nonostante non ci siano prove per accusarlo eccetera, fatto sta che lui è ancora in prigione. E Amnesty International, e in particolar modo Voce della Libertà, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra provincia, ricordiamo Voce per la Libertà, il concorso che fa ogni anno a Rosolina Mare, salutiamo il nostro amico Michele Lionello che è il direttore artistico eccetera eccetera, ha fatto una maratona di 12 ore con 160, forse 200 addirittura artisti che hanno messo dei video per sensibilizzare questo. Io ho chiesto al cantante dei Marmaia, Maurizio, che era uno dei partecipanti, conta qualcosa a farlo? Beh, forse conta poco, però perlomeno è un sasso nello stagno per cercare di che le persone si possano capire quanto in certi paesi la libertà di parola, quanto i diritti umani, quanto sono lontani da degli standard normali. E giustamente Amnesty dice il governo italiano dovrebbe intervenire, per esempio non vendendo più armi all'Egitto. Virgola, ma chi siamo noi? Questa qua è una cosa più grande di noi. Fatto sta che comunque sto ragazzo è in prigione, non si sa ancora niente dopo 5 anni di Regeni eccetera eccetera eccetera. Vabbè, questa qua è un'altra cosa, un altro nervo scoperto in Italia e nel mondo. Allora dai, miei cari, siamo quasi giunti al termine, abbiamo solamente l'ultimo argomento che arriverà tra pochissimo. Ultimo argomento di oggi che trattiamo all'interno di Made in Polesine, parliamo di una cittadina qua vicino a noi, molto vicino, parliamo di Adria, e il titolo completo è Rombo ad Adria. Allora, perché questo Rombo ad Adria? Sappiamo che c'è questa tradizione del rally adriese, una volta il rally del pane, e fatto sta che quest'anno in epoca Covid viene fatto all'International Raceway di Adria e ci sono 124 equipaggi iscritti per la gara, che è in programma da domani venerdì a domenica. Quindi sono 70 km di prove speciali all'interno dell'autodromo. Ricordiamo che l'autodromo è una delle cose che più fanno marketing territoriale in giro per l'Italia e per il mondo, perché ci sono equipaggi che vengono da tutte le parti d'Europa e questo ci fa piacere. Certo, sì. E quindi c'è anche questa bellissima iniziativa e appunto vi invitiamo di seguirla. 124 sono gli equipaggi e fortunatamente ci sono anche
piloti nostri, c'è Eros Finotti, c'è Gabriele Sarto e c'è Michele Mancin, che tra l'altro li conosciamo, sono che ci rappresentano, dai, insomma, qua del nostro territorio, ci rappresentano molto bravi. Michele Mancin ha vinto un sacco di gare, anche Eros Finotti e anche l'amico Gabriele Sarto. Bravi a loro, e complimenti agli organizzatori, e teniamoci buono Adria Racing. Sì, dai, che poi sappiamo che la pista adesso sta subendo la stanno ampliando, dei lavori di ampliamento, e quindi porterà sicuramente anche la Formula 1 per fare le prove, categorie eccetera. Un po' più alte, diciamo, e quindi ci fa sicuramente piacere questa cosa. Bene, allora abbiamo di fatto concluso il nostro appuntamento di oggi. Noi ci sentiamo tra pochissimo solamente per i saluti finali. Siamo in conclusione di appuntamento. Come sempre, prima di salutarci volevamo ricordare come sempre il nostro appuntamento quotidiano qui su Radio Diva, poi chiederemo magari anche ai nostri amici di Radio Colbe, qualora lo volessero, di ripetere che ne so, la rassegna stampa di Leandro Maggi, perché no? Perché la facciamo che tutti i giorni puntuale ci prepara, ed è una cosa molto, molto bella, molto ben fatta, e seguita anche perché ci informa, insomma, di quanto accade nel nostro Polesine, nella nostra provincia di Rovigo, ma anche a volte anche un po' oltre quello che è. Come mi piace quando Davide mi fa i complimenti. Vedi, mi piace proprio, mi sto andando in brodo di giuggiole. Guarda, dopo sgancio, sì. vabbè. Detto questo, dico sta andando molto bene. Sì. Vi ricordo tutti i giorni su Made in Polesine, e naturalmente anche sulla pagina YouTube, vero? Su YouTube, che è la pagina Made in Polesine Leandro Maggi, e tutti i giorni alle più o meno 10 minuti a mezzogiorno e alle 14 anche su questa radio, anche su Radio che è una Diva. delle radio più si può dire più straordinarie? Magari. Va bene. Una delle radio più celebrate e più importanti della provincia di Rovigo. Naturalmente insieme anche ai nostri amici di Radio Colbe. Insieme ai nostri amici di Radio non Colbe. vogliamo certo discriminare nessuno. Ciao amici Radio Colbe. Ciao amici, ciao. Allora vi ringraziamo come sempre del vostro gentile ascolto. Ci sentiamo la prossima settimana su Radio Diva, Radio Colbe e Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana e il nostro countdown 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.